Dopo l'approvazione della legge sull'autonomia differenziata, ascoltiamo la deputata nazionale del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina. Il progetto di riforma Calderoli, alcuni lo chiamano schiforma, e lui stesso dice che lui è esperto in porcate, ne ha fatto un'altra. Il problema è che questa autonomia differenziata ai danni del Sud, ma io lo potrei dire concretamente, perché una volta che si consente alle 3 regioni più ricche, che sono Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, dove si produce il 40% del PIL nazionale, di trattenere per sé le risorse che in questo momento confluiscono nel bilancio dello Stato e poi vengono distribuite a tutte le regioni, è di tutta evidenza che queste regioni ricche voleranno, mentre alle regioni del Sud che si distribuiranno quel che resta, che è circa il 60%, quindi se loro trattengono il 20%, il 40% del PIL, 60% su cui devono attingere tutte le restanti regioni italiane, e quindi è matematico che la situazione si aggraverà, cioè non è che lo diciamo così tanto per dire, è nei fatti, tant'è vero che c'è una reazione del Presidente della Regione Calabria, che è di Forza Italia, e dello stesso Schifani contro l'approvazione di questa riforma. Io mi stupisco dei deputati meridionali che hanno votato, in Sicilia solo 10, devo dire, io ho controllato i presenti, c'è anche l'Agrigentino Pisano, io mi sarei quantomeno astenuto dal votare qualcosa che sicuramente è danni della mia terra.